Vediamo un poco. Siamo a Vico Equenso, giustamente. Pronto? Buongiorno, chi è il signor Vincenzo? No, sono il figlio. Ah, come andiamo? Lei è il figlio quello lì laureato o chi l'altro là, chi le cantava Genifani? Chi è? Lei chi è, scusate? Sono Pasquale, un amico di Vincenzo. Chi è? Papà? No. No, Sono no, sì. l'altro figlio, quello che lavora. Quello che lavora. Ah, allora sei tu che lavora. Ne voluti a scuola. Come sta andando a me? Sta andando bene? Non vi sento bene, scusate. No, non ho capito, non ti senti bene? Che è successo? Non vi sento bene. Ah, ma hai capito chi sono? Su Pasquale Coppo Comune di Chequenza. Ah, no, non avevo capito. Non ti preoccupare, come stai? Ti cresciuto a te, ti tenevo in coppia e ginocchia. È come sa, ti ricordo quando i piccini per chiatturille? Ma pure ti piace mangiare così? No, ma... Dimmi. Che... Ma che resta il rumore? Che tiene con la lavatrice a rete ricchi? Che resta il rumore? In tuo telefono? Ma... Dimmi. No, non ho capito chi è lei, scusate. Pasquale Coppo Comune di Chequenza. No, non vi conosco. Non ti preoccupare. Quanti anni tiene mo? Fammi sentire che è parecchio tempo che a Montevecchio. Ma qual è il problema? Fatemi capire. No, nessun problema, perché ti stai alterando, zio? Si ti va bene. Pure sia quando i piccini, si vede già sei rimasto antipatico, però ci va bene. Poi, senti, stai sempre a giusto per il controllo etimologico storico. Non ho capito. Non ho capito, che sta? Ne capite? E quando mi hai capito? Chi lo problema tu era che logica, tu capivi mai niente. Ti capi? Ma... Dici. Chi è lei? Nata volta. Guarda quanta volta la già da ricevere tu con te, su Pasquale Coppo Comune. Sarnacchiaro. Ok, Pasquale Sarnacchiaro. Tu sei il secondo figlio che lo là che fatica, giusto? E fin qui ci siamo. Ma per esempio si fatica in 9 mesi perché stai a casa? Che fatica ti trovate? Fatica chi un po' fa Invece piamo curva, attesamente. No, quando non mi andava di prendere perché ti dico la verità. Pronto? Tesoro, ma perché mi hai attaccato il telefono? Eppure non ti stavo prendendo in giro. Oltre che antipatico, sei pure scostumato. Io? Lei è scostumato. Che cazzo la conosce a lei? E vabbè, guarda, stai usando pure dei termini brutti. Mi attacchi il telefono. Io c'ho una comunicazione importante da darti per essere un poco più così confidenziale, perché tra le nostre famiglie c'è una vecchia amicizia. Non le ho mai dato una confidenza. Ma tu quando eri piccolo me l'hai La data? comunicazione che deve fare io gliela faccio. Ah, allora mi fai. Ok, allora ti devo dare il codice Kilobings, d'accordo? Lo puoi segnare per cortesia? Sì, datemi un attimo. Abbi pazienza, non lo so, teniamo le distanze. Vediamo un attimo, sta segnando il codice Kilobings. Vediamo un attimo. È il famoso codice Kilobings che non può venire meglio. A che serve il codice Kilobings? È Kilobings, dopo te lo dico. Ma che te questo frigorifero in tutta lei? Sì. Sarà da piano lavagna, ma uscire. Kilobings il codice. Attenzione, questo codice è Sbingolings. Sì, allora, cortesemente, allora, è un codice relativo a tutta la strada. Mi dica. Allora, I di Imola, ok, Otranto, poi? trattino, sì, 50, 50, trattino, sì, Maravenier. Certo, non devo fare via per culo, però codice da sinistro, non sa più. No, hai capito, vabbè. Dici, che? Pronto? Signi. Maravenier. Pronto? Maravenier. Ok, ditemi. Io, Kilobings e Maravenier. 5. Sì, ok, ma mo chi sei? Star Trek 5.0. Sta per tirarsi... Che? Ok? Kilobings. Serial quello, ma su figlio tuo, no, non vuoi affaticare, non voglio tu studiare. Ma che mi fa? Ma che tu tieni da casa così? Che mi fa, veci? Ma io non lo so.